Popolo di Io Compro Siciliano, buona festività, buona festa dell'Immacolata, grazie per essere con noi anche in questa giornata. Buongiorno, benvenuti, buon 8 di dicembre, grazie 261.296 volte grazie. Anche in questa giornata di festa abbiamo voluto condividere la tradizione insieme a voi, identità, qualità, e devo dire che oggi avremo con noi degli ospiti realmente speciali. Anche loro credono da sempre come scelta di vita, credono nella tradizione, nel portare avanti la storia della nostra terra, ed è una storia di famiglia. Noi oggi avremo con noi la famiglia Napoli, grande famiglia di pupari siciliana, una fra le più prestigiose che vantiamo in Sicilia, e saremo con papà Fiorenzo e con il figlio Davide Napoli, e parleremo un po' di quella che è la loro storia e di quanto importante sia anche nel corso poi della storia e delle tradizioni rivedere alcune cose. Ripercorreremo un po' quello che è stato il passaggio storico dal grande pupo catanese a quello piccolo, e poi gli importanti premi, insomma un modo per ancora una volta condividere la nostra forza e la nostra gioia ogni giorno. Sapete, ci sono tante belle novità. Ieri abbiamo avuto un bellissimo lunedì, che è la cucina dei ricordi, la rubrica a cura del nostro chef Mariano Carbonetti. Sapete che all'interno del nostro marketplace www.iocomprosiciliano.com troverete tante eccellenze siciliane, troverete tanti prodotti che potrete portare nelle vostre case, troverete tanta arte e ancora prodotti naturali, sempre della nostra terra. Noi vi diciamo visitate il nostro marketplace, perché troverete anche lì tanto che riguarda la storia dei nostri ricordi, tanta novità. E a proposito di novità, sapete, ieri è stato il mio ultimo pomeriggio special. Da oggi sino a venerdì tante belle repliche, avremo il meglio dei pomeriggi special, quindi alle 18 avremo il nostro appuntamento naturalmente in replica, ma da settimana prossima grandissime novità, perché parte il nuovo format, perché pomeriggio special diventa un vero e proprio format con una nuova presentatrice, nuove rubriche. Pensate, ogni giorno una rubrica differente. Partiremo dal lunedì con la cucina dei ricordi a cura di Mariano Carbonetti, ma ancora continueremo con moda, con attualità, viaggi ed ancora l'alimentazione. Insomma, sarà un appuntamento quotidiano da vivere pienamente insieme a voi. Quindi seguiteci dalla prossima settimana, pomeriggio special. Bene, noi siamo pronti. Volevo augurare anche al mio regista, che è dall'altra parte, Paolo Gatto, a tutta la redazione, Marzia Monreale, a tutti gli amici e il team di Io Compro Siciliano, auguri a tutti voi che siete lì con noi. Noi siamo pronti, signori. Apriamo le porte di casa nostra e facciamo accomodare i nostri ospiti di oggi. Abbiamo con noi la famiglia Napoli, Davide e Fiorenzo. Buongiorno. Buongiorno, benvenuti. Allora, noi oggi siamo a Catania, siamo andati a trovare la famiglia Napoli. Voi sapete che il laboratorio, il teatro della famiglia Napoli si trova vicino al Castello Ursino, vicino al mercato della pescheria. Siamo nel cuore della bellissima città di Catania, ma oggi nello specifico siamo invece, visto la festività, siamo proprio a casa di papà Fiorenzo. E noi, guardate un po', vediamo, chiedo aiuto alla regia, ampliamo un attimino il piano video, ok, guardate un po'. Abbiamo a casa di Fiorenzo Napoli, e beh, non possono mancare loro. Assolutamente. Eccoli qua.
Allora, io prima di darvi la parola, Davide e Fiorenzo, volevo come sempre farvi complimenti. Sono tante le iniziative, non ci si è fermati nemmeno davanti a questo periodo molto difficile, tante iniziative parallele naturalmente, perché non abbiamo potuto condividere i nostri palchi, non abbiamo potuto condividere con gli ospiti che arrivavano numerosissimi all'interno dei nostri teatrini e che ci permettevano tra l'altro di trasmettere la nostra tradizione legata ai pupi, però devo raccontare una cosa molto bella che è accaduta quest'estate. Quest'estate in tutta sicurezza si svolgevano degli spettacoli, stando naturalmente attenti al distanziamento, stando attenti a tutta una serie di norme alle quali ci siamo dovuti adeguare. E allora quest'estate mi trovavo a Portopalo di Capopassero. Ero lì, era un bellissimo pomeriggio e allora, come d'incanto, i miei occhi si poggiano sopra una locandina, La leggenda di Colapesce. È la regia di una mia carissima amica, Gisella Calì, a cui oggi oggi è il suo compleanno, quindi auguri Gisella, auguri. E allora ho iniziato questo bellissimo viaggio itinerante in questo spettacolo e ho cominciato a sentire il rumore, perché c'è un rumore specifico, è un suono specifico, è un racconto specifico. E allora ecco che vedo Davide e Fiorenzo. Beh, uno spettacolo meraviglioso dove, seppur in piccolo, veniva fuori la bellissima arte della famiglia Napoli. Questo per dire quanto ogni possibilità di poter vedere e godere della vostra arte è stato bello ed emozionante, quindi volevo partire da questa mia esperienza personale. A questo punto do invece parola a voi. Cominciamo da lontano, 1921. Esattamente, 1921, che è una data, diciamo, che ci dà l'ufficialità, ma la tradizione di famiglia comincia ancora prima, grazie alla caparbietà, alla volontà, alla tenacia di un grande nonno, il mio nonno, Don Gaetano Napoli, il fondatore di tutto quello che ancora continua a vivere. Fu lui che, appassionato, frequentatore dei teatri pupi, abile artigiano, sellaio, decise di intraprendere questo viaggio, come hai detto tu, questo viaggio che non è mai finito, e comprò una antichissima parte di pupi già appunto preesistenti e si avviò da impresario, da puparo, a fare anche questo mestiere, con un entourage di persone, allora erano tantissime. La storia ci racconta che a Catania quasi tutte le sere aprivano i loro sipari ben 18 teatri dell'Opera dei Pupi, pensate, 18 templi dell'Opera dei Pupi. Ogni sera ospitavano nella maniera più straordinaria quel rapporto di comunicazione tra il puparo, tra la famiglia del puparo ed un pubblico che era un pubblico straordinario, era la grande famiglia, perché il sipario di per sé c'era ma non esisteva, perché c'era questo rapporto, questo interscambio continuo di opinioni, di espressioni, di gioia, di dolore tra l'emittente e il ricevente, quindi tra il puparo e il suo pubblico. E questa è una cosa straordinaria, perché non era un una tantum, non era uno spettacolo inteso come lo intendiamo adesso, andiamo a vedere uno spettacolo e abbiamo risolto la cosa. Era un rapporto continuativo, era instillare sera dopo sera, reiterare sera dopo sera gocce di sapere, di codici morali, dell'ordine cavalleresco, di tutto ciò che insomma ci faceva pensare e ci fa pensare ancora ad un mondo migliore. Questa cosa. Senti maestro, sì. Volevo chiederti, c'è stata nel corso naturalmente della vostra storia
un po' una rivoluzione, quando c'è stato il cambiamento dal pupo grande al pupo piccolo. Ci spieghi un attimino cosa significa pupo grande, cosa significa pupo piccolo? Lo diciamo subito, lo spieghiamo. I pupi della tradizione catanese sono per immagine, sostanza e forma fisica i più grandi dell'isola. Naturalmente rappresentano anche un impegno notevole dal punto di vista dello sforzo, della maniata, si dice così, infatti colui che muove il pupo si chiama maniante da mani. Per questo motivo mio padre, che fu lungimirante, quando la grande crisi del teatro dell'Opera dei Pupi fece chiudere i battenti a quasi tutti i teatri dei pupi, tranne a quello della nostra tradizione, papà avvertì l'assoluto bisogno di diventare più elastici. Quindi se prima Maometto andava alla montagna, poi fu la montagna che dovette andare a Maometto. Quindi le nostre occasioni non furono più seriali, non furono più appuntate serali come nei teatri popolari dell'Opera dei Pupi, intervenne un nuovo altro periodo, un mutamento epocale. Quindi l'occasione dello spettacolo per il convegno, l'albergo, la scuola, tutto cambiato. E i pupi grandi rappresentavano un ostacolo assoluto per le dimensioni non solo dei pupi, ma di tutta l'apparatura teatrale che si doveva andare a montare. Anche perché pesavano 35 kg, 40 kg, no? Cioè, veramente impossibile, direi. Voglio ricordare che appunto questo peso notevole fu quello che causò anche la morte di papà. Papà all'isola di Lampedusa, a causa dello sforzo fisico nel reggere il suo Orlando storico al quale era ben abituato, ma in quel vorticoso momento teatrale col piccolo teatro di Milano e altri due teatri dell'Opera dei Pupi di Palermo, papà entrò in ischemia e dopo qualche tempo trovò la morte a causa di questo. Quindi papà, che aveva salvato l'Opera dei Pupi, papà purtroppo ne pagò le conseguenze con la sua vita. Ma se lui non c'è più, la sua storia, il suo impegno morale, civile e di artistico non è mai finito e noi siamo ancora qui a parlare. Ma comunque fu lui, insieme a Nino Amico, una persona straordinaria, ben meritevole di tante lodi per quello che ha fatto per il teatro, e innovazioni anche dal punto di vista drammaturgico, misero su questa idea di dover quasi scontrarsi con i puristi, ma se a distanza di tempo vogliamo guardare bene a questo cruciale punto della situazione, dobbiamo dire che ben venga, perché è stato quello che ha salvato la tradizione catanese dell'Opera di Pupi. Maestro mio, ti fermo e passo proprio rispetto poi a quello che hai appena detto, no? Nel senso che nei passaggi generazionali c'è una forma di innovazione che è sempre mantenere chiaramente la tradizione, però cercando anche di adeguarsi ai tempi. Allora lo chiedo proprio a Davide. Davide, cosa hai visto come cambiamento vissuto sul tuo modo di essere non solo famiglia Napoli, ma chiaramente artista che va in scena e che guarda e osserva il suo pubblico? Cosa è cambiato nel tempo? Proprio così. Allora, una volta che si cresce all'interno comunque di una famiglia come la nostra, che ne acquisisci in maniera naturale l'arte, la fai propria, la fai tua e hai la straordinaria fortuna comunque anche di poter vivere questa esperienza e condividerla, così come è stato nel mio caso, con i miei fratelli. Quindi una storia che si ripete nel tempo. Il nonno lo fece con i suoi fratelli, papà altrettanto. Io mi sono ritrovato assieme a Daria e Marco a cavalcare quest'onda, a spingersi attraverso in questa avventura, salendo su questo vascello di famiglia, così come lo intendiamo nell'Oro dei Napoli, lo spettacolo che racconta la storia della nostra famiglia di pupari e in cui ci sono tantissimi parallelismi con la letteratura cavalleresca e ciò che raccontiamo all'interno dei nostri spettacoli. Ovviamente l'Opera dei Pupi
messa in scena dalla nostra compagnia nell'arco di questo secolo di storia ha subito, come diceva papà, dei mutamenti, delle innovazioni, e questo lo è stato anche nella messa in scena delle rappresentazioni. Il condensare comunque intere storie, penso, in un unico episodio, quindi lì ovviamente ringraziamo nostro cugino Alessandro Napoli, che da una vita si spende per lo studio di questa forma d'arte, soprattutto di quella catanese, e che si è impegnato, impegna le sue giornate, impegna tutto il suo tempo nell'approfondimento e nell'elaborazione di un nuovo sistema drammaturgico che ha consentito comunque di realizzare delle serate efficaci, quindi uno spettacolo unico per singola storia che potesse veramente dare l'idea al pubblico, talvolta occasionale, di quello che è stato e che continua a essere la tradizione dell'Opera dei Pupi. Quindi andare a cogliere gli elementi cardine della storia senza tradire la tradizione, attenzione, perché il nostro compito è stato sempre quello di viaggiare attraverso la tradizione, ma inserendo in questo calderone degli elementi che comunque riteniamo possano essere opportuni, che possano sposare le esigenze di un nuovo pubblico che non è quello di un tempo. Proprio per questa occasione, a parte tutte le sperimentazioni fatte anche con la straordinaria regia di Elio Gimbo, tantissime altre opere, pensate, le opere liriche realizzate con i nostri pupi siciliani, meraviglioso, insomma Orfeo e Euridice di Gluck, Retablo dei Maese Pedro, insomma tantissime opere che tra l'altro hanno girato il mondo, non solo comunque realizzazioni fatte qui nel circuito catanese, siciliano, italiano, ma che ci hanno chiamato anche all'estero a confrontarci con intere con grandissime orchestre, cantanti lirici, perché molte opere di queste sono state anche realizzate dal vivo, quindi veramente esperienze che ti segnano e ti lasciano un tesoro dentro, un arricchimento. Esatto, e che poi restituite al pubblico, perché la verità è che viene restituito appieno. Io manderei questo contributo video, vediamo. Bene. Grazie. E beh, ci vuole tutto, ci vuole tutto. Grandiosi, grandiosi. Ci sono tanti messaggi che ho appena visto che i nostri amici, nonostante poi la giornata di festa, perché siamo tra l'altro vicini all'ora del pranzo, per cui le famiglie, seppur in maniera differente rispetto a tutti gli altri anni, però si sta quasi per accomodarsi a tavola in questa giornata di festa. Mi piacerebbe leggere insieme a voi i messaggi, così salutiamo chi ci sta ascoltando. Abbiamo Giuseppe Campo. Buona Immacolata, grazie Giuseppe per essere in collegamento con noi. Gogol, omaggio al sorriso. Abbiamo Mauro Todaro e tutto il gruppo di Gogol, ambasciatori del sorriso. Abbiamo a casa di Nina vorrei salutare tutti i fratelli e sorelle, sono ragazze e ragazzi speciali. Ragazze dai 18 ai 99 anni e quindi saluti a voi tutti. Buongiorno e buona festa dell'Immacolata a tutti gli amici di Io Compro Siciliano e a tutti coloro che seguono la diretta. Un abbraccio a tutti voi. C'è Giuseppe Campo che dice un giorno di festa.
alternativo. Ritorneremo a vivere la nostra vita. Selina Alcala, buona Immacolata a tutti. Con Céline mi piace aprire una piccola parentesi perché pensate, lei è una francese, è venuta a Scoglitti qualche anno fa in vacanza e non si è più spostata e oggi è una grande sostenitrice della Sicilia, crea connessioni, insomma veramente una ragazza speciale. Sì. Sì. C'è Maurizio Tumminia, buongiorno, io compro siciliano, tanti auguri a tutti, ciao Catiusca, auguri a te Maurizio, anche Maurizio è una bellissima realtà, lui ha un gruppo che è Artisti Nostri Amici, che accomuna un po' tanti artisti siciliani, c'è Salvo Bucchieri, buongiorno Catiusca e ospiti, lui per esempio Salvo è un siciliano che vive in Francia, quindi abbiamo una francese che vive in Sicilia e quindi salutiamo tutti. Abbiamo Giusy Sciac. Grande famiglia Napoli, arrivano i messaggi per voi, orgoglio della tradizione siciliana, assolutamente vero Giusy, la pensiamo come te. Grazie. C'è Selina Alcala sempre che dice i pupi, ma che meraviglia, sì. Salvo Bucchieri, fantastico, i pupi, ne ho uno qui con me in Francia, ecco. John Blandi, lui sempre siciliano, vive a New York. Buongiorno Catiusca e ospiti e buona festa dell'Immacolata a voi e a tutta la famiglia di Io Compri Siciliano. Ciao John, un caro saluto a te, sempre Maurizio Tumminia, mitica la famiglia Napoli, meravigliosi pupi siciliani, e stiamo parlando di patrimonio dell'umanità tra l'altro. Abbiamo Franco Safina, buongiorno. Franco è un bravissimo ceramista di Sambuca di Sicilia. Buongiorno a questa bellissima diretta. Opera dei pupi, arte nobile di artigiani ingegnosi e di fantasia immane. Complimenti alla famiglia Napoli e a tutti gli artigiani che portano avanti queste illustrissime tradizioni. Un caro saluto a te, carissima amica, e buona festa dell'Immacolata Concezione. Un abbraccio Franco, grazie per questo bellissimo messaggio. In effetti l'opera dei pupi era il cineforum dei nostri antenati. Sì, è quello che raccontava prima il maestro. C'è Vittorio Fuso e dice ciao Catiusca, auguri, ciao Vittorio, auguri, c'è il Faraone Palermo. Io Faraone Palermo, ho letto i tuoi messaggi dopo la diretta ieri, quindi ti volevo salutare, quindi grazie anche oggi per essere con noi. Dice buongiorno carissima amicuzza Catiuscuzza, è una bellissima realtà e eccellenza siciliana di tradizioni mozzafiato dei pupi, famiglia di straordinario valore d'opera d'arte. Pupari, Davide e Fiorenzo, i miei meritatissimi complimenti a loro, quindi arrivano tanti complimenti. Ancora Matteo Magro, buongiorno a tutti, penso di aver letto quasi tutti i messaggi. Abbiamo Sapori Siciliani di Vincenzo Taranto, bella diretta, complimenti, un saluto dalla Calabria, un saluto a voi, un saluto a Siamo arrivati quasi alle ultime battute. Allora, abbiamo detto ci sono tante collaborazioni, c'è tanto studio, poc'anzi parlavate di Alessandro Napoli, c'è anche Agnese, no? C'è anche Agnese, sì, certo. Che salutiamo. Grazie. Anzi, oggi per qualcuno di noi è doppia festa. Perché il mio terzo pupo, diciamo così, Marcolino, anche lui come Gisella compie gli anni, quindi buon 35 auguri a Marcolino, il tuttofare, il Leonardo della famiglia. Auguri, un grande bacio, un grande bacio. Beh, allora, maestro Davide, mancano veramente gli ultimi minutini. Noi vi ringraziamo per aver condiviso questo momento in famiglia, perché oggi è una festa che si vive in famiglia e devo dire che Io Compro Siciliano un po', insomma lo è, anche se poi è una famiglia di 261.000 amici.
Siamo una famiglia numerosa, siamo una famiglia numerosa. Allora, vi faccio una domanda a questo punto personale, perché abbiamo deciso, io mi sono vestita di festa, quindi adesso non appena finisco la diretta, anche io mi siedo a tavola con la mia mamma, con la mia famiglia. Volevo dirvi, appena finisce la diretta, ma sulle vostre tavole che cosa c'è? Cosa preparate a Catania di buono da mettere in questa giornata sulle tavole? Oggi qualcuno ha pensato di fare delle scacciate, quindi finito qui andremo dove abita Davide, a Pedara, e insieme all'altro mio fratello, Agnese ed altri ci siederemo e daremo, insomma, avvio alle danze. Assolutamente, la tradizione, la tradizione. Allora, io non vedo l'ora di venire da voi nel vostro bellissimo laboratorio, venire ad applaudirvi nuovamente dal vivo. Vi auguro una buona festività, sicuramente partiremo più forti di prima. Domandina, state preparando qualcosa? Caspita, come no? Allora, intanto ne approfittiamo per invitare tutti coloro che ci stanno seguendo a seguire le dirette streaming del Festival di Morgana. Abbiamo concluso il primo step questo fine settimana e ci prepariamo per il prossimo sabato e domenica 12 e 13 dicembre, un festival diretto dal Museo Internazionale delle Marionette. Siamo alla 45esima edizione, pensate un po', quindi è davvero storia del teatro di figura della Sicilia e dell'Opera dei Pupi. Quindi quest'anno ci siamo avventurati verso questa nuova formula che è stato appunto fare teatro dell'Opera dei Pupi in streaming. I risultati sono stati, devo dire, eccellenti. C'è stata una risposta a livello planetario perché ci hanno seguito da tutte le parti del mondo, non solo la nostra attività di famiglia, ma tutte le compagnie che hanno preso parte appunto al festival, capitanato da Rosario Pericone, il direttore del Museo Internazionale delle Marionette, e di tutto il suo straordinario entourage, che salutiamo e ringraziamo perché sono veramente grandi professionisti. Quindi pubblico di Io Compro Siciliano, seguite le dirette 12 e 13 dicembre. Naturalmente non ci si ferma qui, concluso il festival, naturalmente decreti permettendo ci attiveremo con la collaborazione di Teatro della Città, Orazio Torrisi e quant'altro per poter avviare un'attività, speriamo, natalizia, quindi la natività, pensate, di Gesù Bambino con i pupi siciliani, e sicuramente replicheremo questa attività con le musiche dal vivo degli amici lautari. Quindi i connubi, gli sposalizi d'arte in questo mondo dei pupi non mancano mai, e a noi piace tantissimo collaborare con amici musicisti, artisti, chi più ne ha più ne metta. Quindi da lì speriamo di poter dare il via e ritornare, come dicevi tu, alla normalità, in modo tale che si possa riabbracciare il nostro sentire il pubblico ecco. dal vivo. Assolutamente, ci manca tanto. Noi siamo a chiusura, mancano veramente gli ultimi secondi. Volevo ancora rinnovare gli auguri a tutto il popolo di Io Compro Siciliano. Naturalmente vi aspetto domani puntuali alle 12, come sempre, Io Compro Siciliano Live. Da questo pomeriggio, tutta la settimana, tutti i pomeriggi alle 18, eccolo lì, mettetelo lì perché adesso dobbiamo fare una cosa. No, e lascialo lì con noi. Non lo muovere, maestro, tienilo con noi perché dobbiamo fare una cosa adesso. Auguro anche al nostro regista Paolo Gatto una buona festa dell'Immacolata, grazie a tutto il team e soprattutto grazie al maestro Fiorenzo, grazie a Davide e alla famiglia Napoli per aver accettato questo invito in questo giorno di festa. Allora, io a questo punto chiedo a tutti e tre, che siete protagonisti di questa puntata, dovreste ripetere con me: io compro compro siciliano.
siciliano. Ci piace. Ci piace. Grazie alla famiglia Napoli. Ciao, grazie per essere stati con noi. Auguri, auguri. Grazie, buona festa dell'Immacolata. Sigla. Ciao. Auguri. Auguri. Che a voi.